Nell'ambito dell'inchiesta Mose, su disposizione della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza di Venezia ha pignorato beni per 1.200.000 euro nei confronti degli eredi dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati. I pignoramenti riguardano denaro, quote societarie, crediti presso terzi e quote di pensione dell'ex presidente del Consorzio, condannato per danno erariale al provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Triveneto, connesso al sistema di tangenti erogati ad 8 pubblici ufficiali implicati. Parallelamente la Procura Contabile ha anche disposto il sequestro di una casa a Cortina d'Ampezzo che Mazzacurati, scomparso nel settembre 2019 all'età di 87 anni, aveva venduto nel quinquennio precedente la condanna erariale per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro. Sono questi gli ultimi atti delle azioni di responsabilità per danno erariale che la Procura ha promosso presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto nell'ambito delle indagini penali sulla realizzazione del Mose. Indagini che avevano permesso di individuare un articolato sistema di creazione di fondi neri tramite emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti sui materiali necessari alla costruzione dell'opera per alimentare un vasto apparato di corruzione.